agenzia immobiliare di Zero Branco era un centro di smercio di farmaci dopanti. Insospettabile 36enne a processo. Ennesima tensione nel carcere minorile di Treviso. 3 giovanissimi detenuti appiccano un rogo, 2 agenti intossicati. Appello del sindacato al ministro. Siamo in prima linea di fronte ad eventi estremi ormai sempre più frequenti. Le parole del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Cristiano Cusin, che raccoglie il testimone di Giuseppe Costa. Il referendum promosso da CGIL, PD e più Europa non raggiunge il quorum. In Veneto astensione tra le più basse con il 26%. Esulta centrodestra, Lega l'attacco, punito chi ha boicottato l'autonomia. Il sindacato ha tanto lavoro da fare. Recuperato dal soccorso alpino il corpo senza vita della 57enne feltrina Elena Zannini. La cercavano da ieri, l'escursionista è morta dopo essere ruzzolata da un sentiero a Cesio Maggiore. Il caso della maestra stufa di correggere gli errori nei compiti di un bambino di quinta elementare. Nella verifica scriveva della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone. I titolari dell'azienda invitano lui e la sua classe a visitare la struttura. Inizia la settimana che porta alle 3 giorni del raduno Triveneto degli Alpini di Conegliano. Le sezioni da tutto il Veneto pronte alla festa che Antena 3 vi racconterà in diretta. DJ7, installazioni artistiche e spettacoli teatrali per celebrare il connubio tra l'acqua e l'uomo. Dal 20 al 22 giugno a Treviso il Festival d'acqua. La proposta nei locali, l'acqua del sindaco gratis ai clienti. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. E allora veniamo alla notizia d'apertura, notizia che arriva dal Tribunale di Treviso. È accusato di aver smerciato sostanze dopanti nella sua agenzia immobiliare, professionista 36enne a processo. Avrebbe organizzato una vera e propria rete di vendita di sostanze dopanti. Nei guai è finito un 36enne professionista nel settore immobiliare che avrebbe venduto i farmaci vietati a clienti di palestre che li utilizzavano per aumentare la massa muscolare. Per questo l'uomo, residente a Zero Branco, è finito a processo. Gli avvocati Lisa Caldato e Davide Favotto, difensori dell'imputato, hanno chiesto di poter convertire la condanna con una messa alla prova. Il giudice Alberto Fracalviere ha aggiornato l'udienza per permettere al 36enne di trovare un'associazione disponibile a fargli fare i lavori socialmente utili. L'accusa va dalla commercializzazione di prodotti contraffatti provenienti da paesi extraeuropei alla ricettazione. Una vicenda venuta alla luce nel 2022. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe trasformato la sua agenzia immobiliare in un vero e proprio centro di spaccio di sostanze dopanti. L'uomo era finito nel mirino dei carabinieri del NAS che per mesi lo avevano intercettato. Il 30 giugno era scattato il blitz, perquisita la sede della sua attività, trovato il nandralone, farmaco utilizzato per migliorare il fisico e le prestazioni sportive. Controlli che si erano poi spostati nell'abitazione del 36enne, dove erano state trovate altre sostanze, tra cui 20 confezioni di genotropin, contenenti il principio attivo della somatropina, un farmaco utilizzato nel trattamento di persone con un marcato deficit nella produzione dell'ormone della crescita. Si tratta di farmaci vietati che sarebbero stati prodotti negli Emirati Arabi e avrebbero avuto accesso al mercato europeo attraverso l'Europa dell'Est. Per questo motivo nei guai è finito anche un cittadino bulgaro autore della spedizione. L'arresto era stato poi operato proprio nel giorno in cui l'agente immobiliare avrebbe ricevuto un pacco attraverso la posta contenente i dopanti. 3 detenuti ieri hanno appiccato un principio di incendio nella loro sezione nel carcere minorile di Treviso. A darne notizia in una nota Donato Nolè della FP CGIL nazionale. Uno dei minori è rimasto intossicato ed è stato preso in cura dall'infermeria. 2 agenti, anch'essi intossicati, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Treviso. Questo gravissimo episodio, spiega Nolè, non è un fatto isolato ma rappresenta l'ennesima dimostrazione dello stato di emergenza strutturale e gestionale che coinvolge l'intero sistema penitenziario minorile italiano. Nolè si rivolge poi direttamente al ministro della giustizia Nordio. Chiediamo con forza un intervento immediato e deciso del ministro anche in considerazione della sua residenza a Treviso affinché si ponga fine a questa vergognosa deriva. Servono risorse, assunzioni di dispositivi di sicurezza, strutture idonee e politiche penali minorili ispirate a criteri di legalità, tutela e reinserimento. Ladri sempre più scatenati nella Marca, a Quinto di Treviso, in una sola sera 3 le abitazioni visitate dai ladri nella stessa via. Io sono sola, ancora più paura.
Sono lacrime di paura, quelle di questa residente di via Burchielli a Quido di Treviso, una lunga via, case e villette su entrambi i lati e tutto intorno campi. È qui che i ladri hanno colpito in una sola serata in almeno 3 abitazioni. Nella prima hanno tentato di forzare la finestra del primo piano, la padrona di casa che si trovava al piano superiore, sentiti i rumori, ha iniziato ad urlare mettendo in fuga i malviventi. A microfoni spenti ora dice è stato angosciante. Quasi sicuramente gli stessi responsabili di questo tentato furto si sono poi spostati qualche metro più in là, stavolta riuscendo ad entrare nella villetta di Antonio Puppinato, forzando il portoncino d'ingresso. Lui e la moglie erano fuori a cena quando sono rientrati, l'amara sorpresa. Quando sono rientrato ho trovato la casa praticamente tutta sottosopra e il portoncino rovinato, spaccato. Indisturbati, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze, svuotando cassetti e armadi. Quello che dà fastidio di più è perché non ti senti più poi tranquillo nella tua casa, nella tua privacy. E questo penso che sia l'effetto più che l'aspetto materiale, è proprio questa sensazione che ti resta. Magro il bottino dal punto di vista economico, ben diverso il valore affettivo. Gli orecchini di mia moglie che mi aveva regalato il figlio da giovane, quindi affetti più che altro, più che il valore. I ladri si sono poi spostati in un'altra villetta, anche in questo caso riuscendo a mettere a segno il colpo e fuggendo con denaro e gioielli. So che avevano fatto visita a una casa qui vicino e poi una casa qui dietro, anche lì hanno portato via delle cose. Da un lato c'è la rassegnazione, dall'altra invece la paura e la consapevolezza di non essere più sicuri nemmeno tra le 4 mura di casa. Male, perché quando è sera o quando diventa buio si ha paura molto. Altro che ronde, la passeggiata di mercoledì sera, così come la festa in via Roma, vogliono solo rivitalizzare la città per aumentare la sicurezza. Così il sindaco Conte, che torna sull'iniziativa annunciata ieri ai nostri microfoni, che interesserà la zona rossa della città. Chi pensa alle ronde non ha capito e di questo mi dispiace, lo rispiegheremo attraverso questo festival dove in realtà si vuole semplicemente invitare le persone a vivere i luoghi, a riappropriarsi di quei luoghi che culturalmente e mentalmente siamo convinti siano diventati insicuri. In realtà lo sono solo perché non ci sono le persone, quindi noi riportiamo le persone e i luoghi torneranno ad essere sicuri. Sgombra il campo da ogni dubbio il sindaco Conte ritornando alla passeggiata organizzata dalla Lega mercoledì sera. Sbagliato parlare di ronde, ma piuttosto di un'opportunità per riportare i cittadini nel quadrante della zona rossa. Lo stesso spirito che animerà l'iniziativa Via Roma in Festa. Chi ha inteso la passeggiata di Via Roma come delle ronde per la sicurezza non ha capito l'intento dell'iniziativa. L'obiettivo era quello di vivere i luoghi e invitare la comunità ad apprezzare le bellezze di un quadrante di città che troppe volte passa alla ribalta per notizie negative. A chi teme che questo possa svuotare altre zone della città portando qui episodi di violenza, il primo cittadino rassicura: siamo talmente tanti che riusciremo a riempire tutta Treviso. Quindi questo è un esperimento, così come stiamo lavorando ai Giardini Sant'Andrea, così come stiamo lavorando con tante feste nei quartieri. Noi dobbiamo riempire i luoghi di persone per bene, persone che hanno voglia di condividere momenti, di divertirsi, di sorridere, di stare insieme. Riappropriamoci dei luoghi, solo così si porta la sicurezza, è il leitmotiv che sta alla base di Via Roma in Festa, così come dell'iniziativa ai giardinetti di Sant'Andrea. Tra qualche giorno la presentazione ufficiale dell'iniziativa a ridosso della stazione ferroviaria, con il calendario degli eventi che nelle intenzioni del sindaco vedranno la chiusura della strada per lasciare spazio alla buona cucina, all'arte, alla musica e alla poesia, una sperimentazione che potrebbe poi estendersi ad altri quartieri della città. Sono manifestazioni semplici da organizzare ma molto efficaci e quindi partiamo da Via Roma, però siamo disponibili a portare vivacità e iniziative in qualsiasi luogo che i cittadini mi vogliono segnalare. Dal 20 ottobre potrebbe esserci lo stop nelle giornate con livelli arancione o rosso di smog per i veicoli diesel Euro 5. Nella Marca circa 70.000 mezzi. Vice sindaco Manera dice: è un provvedimento che non mi convince, usiamo più la bicicletta, speriamo nelle deroghe. Lo sapevamo, è un provvedimento che 3-4 anni fa c'era stato annunciato, in realtà la Regione è solo condizionata all'Unione Europea che gli impone quel tipo di attività
Io onestamente non sono molto d'accordo, perché a parte che verrebbe fatto dalle 8.30 alle 18.30, ma non sono molto d'accordo perché non è quella la leva per spingere il cambio delle auto, ma è un processo di consapevolezza in cui bisogna usare per esempio di più la bicicletta. Poi speriamo che ci sia una deroga e vedremo il da farsi. È chiaro che noi poi abbiamo sempre dato tutta una serie di deroghe legate alle attività che dobbiamo fare, perché la sostenibilità, e lo vorrei ricordare sempre, non è un ambientalismo talebano, è coniugare quello che è il rispetto all'ambiente con l'attività dell'uomo, eliminando tutto ciò che può essere inutilmente inquinabile. In questo caso non possiamo sicuramente dire alle persone non muovetevi perché non dovete inquinare, altrimenti paradossalmente non dovremmo neppure respirare per inquinare. Noi continueremo nell'opera di piantumare tanti alberi, perché questi sono la vera compensazione nei limiti del territorio che abbiamo, perché non possiamo coprire di alberi Piazza Signori. I referendum non raggiungono il quorum in Veneto, affluenza ferma al 26,21%, esulta il centrodestra. Urne chiuse, i conti sono presto fatti, nessun quorum raggiunto per i 5 referendum. In Italia complessivamente è andato a votare poco più del 30% degli aventi diritto. Spicca in negativo il Veneto, 26,21%, quarta regione dove si è votato di meno. Prima la Toscana con oltre il 38%. Nella nostra regione la provincia con la maggior affluenza è stata Padova con quasi il 29%, a seguire Venezia al 28%, Vicenza, Rovigo, Treviso, Belluno e Verona ferme a circa il 24%. Esulta il centrodestra. Nei social di Fratelli d'Italia ha condiviso un post con la scritta "Avete perso". Soddisfazione anche all'interno della Lega. Una Caporetto clamorosa di PD, CGIL, 5 Stelle e compagni vari. Gli italiani non sono caduti nella trappola e non sono andati a votare un referendum di cui non sentivano assolutamente il bisogno. La cittadinanza va meritata e vanno portate avanti delle leggi che vanno anche a restringere quelle che sono le concessioni di cittadinanza, che sono già troppe nel nostro paese. Nessun bisogno dunque, secondo Villanova, di abrogare delle leggi volute dal PD di Renzi. Questo è un messaggio veramente speciale rivolto alla sinistra. È un messaggio verso chi ha boicottato l'autonomia, verso chi ha raccolto le firme contro un referendum che quella volta sì ha raggiunto il quorum, con il 98% dei veneti che hanno votato a favore dell'autonomia, e che PD e CGIL volevano abrogare con questi stessi referendum. Una chiamata alle urne che rafforza la coalizione di centrodestra, secondo il governatore veneto Zaia, che ribadisce come il mancato quorum legittimi di fatto l'azione di governo, ma anche la coesione e la credibilità della coalizione. Attaccano gli altri sindacati. Roberto Toigo, segretario generale della UIL, sottolineando come la scarsa affluenza alle urne porti ad alcune riflessioni. Prima, l'eccessiva politicizzazione dei referendum ha fatto perdere il senso dei quesiti. Di battaglia anacronistica che non affronta le criticità del presente invece parla la CISL. Dalla CGIL arriva la missione della sconfitta a commentare per primo il segretario Landini, promotore dei referendum, per cui l'obiettivo era raggiungere il quorum. Si riparte da qui anche secondo il segretario del sindacato a Treviso. Noi valutiamo questo come una situazione non positiva, ma come un dato di partenza per continuare a proporre la nostra idea di lavoro e di tutela dei lavoratori. Non viene negata la difficoltà di promuovere i referendum. Per molto tempo si è fatto fatica ad affrontare il tema in maniera, come dire, esplicita, in maniera ampia, e molto probabilmente tanti cittadini non hanno avuto un'informazione corretta. Auto in sosta si incendia, paura all'alba in via Benedetto Marcello a Montebelluna. La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal locale di staccamento ha prontamente estinto il rogo, evitando che lo stesso si propagasse alla vegetazione vicina. Sul posto presenti anche i carabinieri di Montebelluna. E a proposito di Vigili del Fuoco, prese passaggio di consegne questa mattina al comando di Treviso, il saluto di Giuseppe Costa e l'arrivo del nuovo comandante Cristiano Cusin. Pronti ad affrontare ogni tipo di emergenza in un'estate che potrebbe passare da momenti di siccità ad eventi meteo estremi come quelli che ormai siamo abituati a vedere negli ultimi anni: grandine, violenti raffiche di vento e una quantità importante di pioggia caduta in pochi minuti. Si è insediato il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Cristiano Cusin, che ha spiegato come ormai questi eventi avversi siano sempre più frequenti. Ultimamente abbiamo avuto sempre estate molto calde, con intervallate da
eventi, da perturbazioni che hanno portato sempre violenti fenomeni. È questo uno dei fronti che vedrà i vigili del fuoco in prima linea. Fenomeni questi che colpiscono ormai tutti i territori, non solo la Marca, spiega il comandante Cusin, che poi parla di questo nuovo incarico. Da tanto tempo che sono qui in Veneto e sono in Veneto, poi col mio ruolo nell'ufficio soccorso della direzione ho sempre una funzione di coordinamento per gli interventi più alti, quindi conosco molti del personale con cui ho anche collaborato ed è un ottimo comando. Cristiano Cusin, che fungerà da reggente per alcuni mesi in attesa della nomina di un nuovo dirigente, è attuale responsabile dell'ufficio soccorso della direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige ed ha iniziato la sua carriera nei Vigili del Fuoco all'inizio degli anni 90, diventando dirigente nel 2009 e successivamente rivestito l'incarico di comandante a Ferrara, Mantova, Cremona, Rovigo, ufficio soccorsi direzione Toscana e comando di Padova. Il mio cuore rimane in questa città, è il saluto del comandante Costa che lascia Treviso dopo 3 anni. 3 anni di interventi, emergenze, servizi. Il comandante Giuseppe Costa ricorda i momenti più difficili, ma anche quelli che porterà nel cuore. Abbiamo avuto emergenze molto complesse, una su tutte quella di Castelfranco, dove abbiamo salvato una signora che aveva dei problemi di deambulazione e l'acqua veniva su ed è stata portata fuori, è stata salvata dalla squadra di Castelfranco Veneto. E a livello invece di incendio vi posso dire che l'incendio a Conegliano, quello della catena cinese Aomai, e quello lì è stato un incendio molto particolare perché eravamo a ridosso della città di Conegliano, eravamo sulla tangenziale e abbiamo impegnato all'incirca 15 ore per poter spegnere quell'incendio. Giuseppe Costa saluta Treviso, dopo la promozione è stato assegnato in Emilia-Romagna come responsabile dell'ufficio soccorso. In questo periodo ero invaso, da un mix di sentimenti. Uno, è chiaro che uno è contento per la progressione della carriera. L'altro era invece di nostalgia per il fatto che non potrò più ritornare al comando di Treviso. Il comandante ha ricordato come sia fondamentale la sinergia fra le varie forze dell'ordine, fra i soccorsi, perché la gente, ha sempre detto, non guarda la divisa. Vi devo dire che la sinergia che si è instaurata a Treviso non l'ho trovata da nessuna parte. Qui abbiamo una squadra compatta, fatta da tutte le forze dell'ordine e congiuntamente anche alla protezione civile ci mettiamo tutti quanti assieme per gestire le varie emergenze. Poi saluto ai Vigili del Fuoco di Treviso, ho avuto il privilegio e l'onore di poter dirigere e di poter dare quei giusti indirizzi per dare un servizio sempre migliore al cittadino. Lascio il cuore perché lascio una squadra fatta da personale operativo, funzionari tecnici, personale amministrativo, personale dell'associazione e personale volontario. Una grande squadra. Notizia di servizio, prove di carico sul ponte sul fiume Monticano lungo la provinciale 49 Opitergina a Oderzo. Il tratto di via dei Paleoveneti interessato dall'intervento sarà temporaneamente chiuso al traffico dalle 13 alle 18 e in prossimità del cantiere saranno segnalate le deviazioni da opportuna segnaletica. A fine febbraio l'ente aveva già svolto una prima fase delle verifiche sul ponte, le quali avevano dato esito positivo. Questa seconda attività permetterà di completare l'analisi della struttura. E adesso andiamo a Valdobbiadene perché è un conto alla rovescia per la Triveneta di Conegliano che Antenna 3 proprio da oggi ha iniziato a seguire con collegamenti e ospiti, collegamenti che non possono che vedere protagonista il nostro Lucio Zanato con tanto di cappello d'alpino. Buonasera Lucio, buonasera Nicoletta Rizzetto per le immagini, buonasera al vostro ospite.
Buonasera Francesco, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sono con Massimo Burol, che è il presidente della sezione alpini qui di Valdobbiadene. Perché? Perché da questa sera, se a mezzogiorno andiamo a incontrare i gruppi che appartengono alla sezione di Conegliano e le 4 medaglie d'oro, i gruppi contabili, la sera invece andiamo a incontrare i presidenti e le sezioni, le 4 sezioni più andremo a vedere anche quella di Belluno, che sostanzialmente compongono la Marca Trevigiana. Allora Presidente, raccontiamo un po' la vostra sezione. La nostra sezione si estende sui 5 comuni, Segusino, Valdobbiadene, Vidor, Moriago e Farra di Soligo, quindi ecco, questo è il territorio della nostra sezione. Quanti gruppi? I gruppi sono 19, sempre equamente divisi nei vari comuni e nelle varie frazioni di questo territorio. Ecco, poi voi le attività cosa fate come sezione? Perché c'è una molto importante. Cerchiamo di impegnarci il più possibile, cerchiamo innanzitutto di essere presenti sul territorio con la nostra protezione civile. Infatti abbiamo la convenzione con tutti i 5 i comuni per quanto riguarda la protezione civile, e quello che a noi mi piace, interessa è essere presenti sul territorio. Ecco, io ai ragazzi lo dico sempre, dobbiamo dar qualcosa al nostro territorio, dobbiamo dar qualcosa alla nostra popolazione. Ecco perché, raccontandovi gli alpini, vi raccontiamo veramente le comunità, perché andiamo anche al di sotto di un singolo comune. Ad esempio ci sono comuni come quello di Farra di Soligo, faccio un esempio. Sì, ecco, come il comune di Farra di Soligo, che l'abbiamo diviso in 2 sezioni in pratica, di 3 gruppi del comune, 2 sono di Valdobbiadene e 1 è di Conegliano. Ecco, proprio per questo allora invece andiamo a vedere i gruppi che abbiamo incontrato questa mattina nella sezione, nel gruppo Medaglia d'Oro di Soligo, e sentiamo le loro voci. Dopodiché torneremo qui perché c'è anche una sorpresa. È dedicato all'alpino Sante Dorigo, il gruppo delle Penne Nere di Soligo. Sante Dorigo era un nostro paesano che ha fatto la prima guerra mondiale, ha compiuto un assalto con la baionetta e più volte è stato ferito. Gli hanno conferito la medaglia d'oro al valor militare come da morto. In realtà era stato curato dagli austro-ungarici e alla fine della guerra è diventato una delle pochissime medaglie d'oro al valore conferite da vivo. Dorigo poi ha messo a frutto la sua esperienza alpina diventando anche sindaco, in quella simbiosi tra primi cittadini e Penne Nere che continua anche oggi. Gli alpini sono presenti e una forza attiva all'interno delle nostre comunità, un punto di riferimento non solo con noi amministrazioni comunali ma anche all'interno delle scuole, le attività che portano avanti anche con gli asili. Devo dire che sono veramente una presenza costante e fissa e incarnano perfettamente quella persona legata alla famiglia, all'affetto del tricolore, alla patria e alle tradizioni, quindi per fortuna che abbiamo gli alpini nei nostri paesi. Alpini che, pur appartenendo a gruppi diversi, si sentono parte di una stessa famiglia, nei valori di servizio delle proprie comunità. Facciamo sfalci erbe per le scuole, portiamo i ragazzi in gita nei posti di guerra e anche dove ci sono stati alluvioni per vedere, per non dimenticare. Portiamo gli alunni della scuola elementare Francesco Fabbri all'Isola dei Morti, quest'anno l'ultima attività fatta quest'anno. E oggi Soligo ha accolto altri 10 gruppi del quartier del Piave e non solo. Gagliardetti in festa a Barbisano, a Pieve, a Farra di Soligo, a Solighetto, San Maria di Feletto, Col San Martino, Fontigo, Sernaglia e Follina. Tutti pronti con marce, muli e soprattutto tanta allegria per vivere a pieno la Triveneta di Conegliano del prossimo fine settimana. Ma abbiamo fatto il pullman, nonostante sia vicino abbiamo fatto il pullman per evitare di spostarsi in macchina. Dopo abbiamo anche una mula, noi il gruppo di Farra che scende a piedi da Farra e va. Dopo abbiamo anche il coro. Abbiamo mantenuto lo zaino in spalla perché questo periodo è stato ricco per noi, pronti per la partenza per Conegliano, carichi di energia e di speranze sempre quando si va a affrontare un gruppo così. E allora dicevamo appunto zaino in spalla pronti per la Triveneta di Conegliano, ne parleremo dopo sulle iniziative proprio qui della sezione di Valdobbiadene, però siamo con il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, perché come abbiamo chiesto al sindaco di Farra, quanto importante è per voi primi cittadini avere gli alpini vicino? Beh, è fondamentale, innumerevoli sono i motivi per i quali ogni giorno siamo
insomma, dobbiamo ringraziare gli alpini della sezione di Valdobbiadene e di tutti i gruppi per quello che fanno. Qui in particolare perché voi avete un territorio davvero delicato. In tempo di emergenza con la protezione civile sono di vitale importanza, ma anche in tempo di pace con le attività del centro studi di ricerca storica, la manutenzione delle trincee, di tutti i monumenti che ci ricordano le vicende belliche, ma anche insomma, per noi è importantissimo la manutenzione dei sentieri montani, dei bivacchi, insomma di tutto quello che riguarda la nostra montagna. Quanto orgoglioso è un sindaco di sfilare con gli alpini sia alla nazionale che alla Triveneta? Molto, molto. E innanzitutto per stare assieme agli alpini, per il senso sia di convivialità ma anche insomma, della cerimonia, dell'importanza che è la cerimonia. Poi sfilare con l'applauso di decine, centinaia di migliaia di persone che seguono le adunate e anche i raduni, insomma questo è molto bello. Quando si sente insomma Valdobbiadene riecheggiare da parte in tutta Italia dove andiamo accompagniamo gli alpini. Poi devo dire che quest'anno insomma gli alpini hanno anche aiutato il sindaco a camminare, abbiamo fatto 4 giorni di camminate montane bellissime, bellissime, ho potuto vivere la dunata in maniera autentica, mi rimarrà per molti anni un bel ricordo. Ecco, allora invece torniamo a Conegliano perché oggi tra le iniziative logistiche presentate proprio in vista della Triveneta una riguarda la gestione proprio logistica del territorio, quindi la pulizia, l'ordine che deve essere mantenuto considerando che verranno centinaia di migliaia di persone. Il servizio. Macchine con cappelli alpini per onorare le penne nere nella 3 giorni della Triveneta di Conegliano. I preparativi sono tanti, la città è in fermento, ma è in fermento da tutti i punti di vista e ci sono tutte le associazioni che oggi stanno lavorando per farci trovare al meglio venerdì, sabato e domenica, 3 giorni che resteranno nella storia della nostra città. Città che vivrà una vera e propria invasione il sabato sera con gran finale sulla scalinata degli Alpini, tutto con un piano di sicurezza già attivo da giorni. Abbiamo fatto l'ultimo passo sulla sicurezza in prefettura con prefetto, questore, gli alpini sono oltre 150 che presidieranno il sabato sera, poi la domenica ci sarà la sfilata, ma come nel migliore delle tradizioni alpine tutto è stato programmato fino ai minimi dettagli. Una festa dove anche la gestione della pulizia della città e della raccolta dei rifiuti è stata rafforzata. Durante tutto lungo il percorso all'interno della città sono previsti 70 punti di raccolta differenziata sia per la parte organica, non organica, la carta, la plastica e il vetro. Sono previsti altri punti di raccolta speciali nei 3 diversi punti di ristoro che gli abbiamo attrezzato sempre qui nel comune di Conegliano, con isole specifiche attrezzate per le zone camper dove alloggeranno anche gli alpini, perché sono previsti molti alpini e parlano di circa 20-30 mila in realtà alpini, e poi anche nella raccolta della componente dell'umido verrà fatta giornalmente. Perché l'ordine e la pulizia delle comunità è un compito del Consorzio dei Comuni della Sinistra Piave, è una missione continua per gli alpini. Qua parlo da amministratore, quindi porto anche il saluto di tutti gli altri amministratori del bacino. In questi 3 giorni noi saremo a fianco degli alpini, proprio perché poi loro in realtà 365 giorni all'anno sono al nostro fianco nella cura e nella manutenzione del territorio. Più macchine e operatori per una maggiore pulizia nella 3 giorni alpina, nuovo tassello della macchina organizzativa già a pieno regime. Stiamo procedendo bene, soltanto lui a controllare dove vengono parcheggiati pullman e camper, hanno già segnato tutto, il parcheggio è pronto, mercoledì, giovedì mettiamo giù sulle palestre le brandine, ci mettiamo anche un tappeto sotto in modo che non venga rovinato il parquet della palestra, e il resto lo stiamo controllando adesso da oggi in poi, tutto quello che abbiamo messo in campo che sia ordinato e pronto. Quanta gente vi aspettate? Ma secondo le aspettative ci aspettiamo tanta gente, penso, magari non mi ricordo più i numeri di 10 anni fa, ma penso che li supereremo. E allora il Presidente Botteon diceva, Presidente Botteon a Conegliano diceva che si aspetta veramente tantissima gente, più addirittura di quella di 10 anni fa, secondo voi? Sicuramente, vista l'esperienza fatta 10 anni fa al raduno fatto a Conegliano, che è stato stupendo, sapendo l'ottima organizzazione
che ha la sezione di Conegliano, penso che ci siano numeri che non sono mai stati fatti sicuramente nelle precedenti Triveneti. Quindi, ecco, come vi state organizzando? Noi ci stiamo organizzando naturalmente con tutti i gruppi, in modo particolare abbiamo chi si avvicina in maniera veramente da alpino, si avvicina con la mula, con i muli, partono mattina presto il giovedì con l'alzabandiera, si fermano sul territorio dove ci sono i monumenti ai caduti, li onorano con un mazzo di fiori e soprattutto si fermano presso gli asili con i ragazzini, e quindi c'è questo coinvolgimento. Pensiamo naturalmente ai caduti, però vogliamo... Da dove partirà la mula? Parte da Fara di Soligo e farà tutto quanto i colli, Solighetto, Refrontolo e il Felettano, e arriva al castello di Conegliano il sabato pomeriggio. E noi racconteremo questa cosa perché saremo costantemente in diretta dal sabato dalle 13:30 in poi fino a notte fonda. Sapete che c'è anche la scalinata degli alpini, il concerto e il coro dei cori, insomma c'è tanta festa in carico, però qui dobbiamo chiudere perché quando si parla di alpini si parla di marce, giusto? Allora, Paolo Vanzin, vicepresidente, sta organizzando la marcia di avvicinamento, come si dice in gergo? Ma diciamo è uno trasferimento, è un'escursione che ci porterà a quello di Conegliano. Noi abbiamo la fortuna, ma è anche per noi è un orgoglio avere il sentiero dell'UNESCO, il quale noi facciamo la manutenzione, l'organizzazione ci ha dato le tabelle tutte quante, noi le abbiamo messe a posto, e perché allora non camminare proprio su quel percorso che ci porterà a Conegliano. E qui abbiamo anche il sindaco vicino perché lui è un appassionato di marce. Beh sì, di camminate. Diciamo che gli alpini mi stanno insegnando le marce alpine che insomma fanno molto bene per il fisico ma soprattutto per il morale. Appuntamento quindi per partire con questa marcia? Giovedì mattina dal castello di Vidor e zaino in spalla. Passando per le sezioni appunto Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio, per ritornare poi a Conegliano sabato nel primo pomeriggio. Zaino in spalla quindi. Zaino in spalla e scarpone ai piedi. Bene, grazie. Da Valdobbiadene per il momento è tutto. Domani, vi ricordo, durante la prima edizione andremo invece ad Orsago a conoscere altri gruppi. A te la linea. Grazie davvero Lucio, grazie a Nicoletta Rizzetto e grazie naturalmente a tutti gli ospiti. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta con il caso della maestra stufa di correggere gli errori nei compiti di un bambino di quinta elementare. Ebbene, l'azienda di cui l'alunno aveva parlato nel suo tema lo ha contattato e lo ha invitato insieme alla sua classe a visitare lo stabilimento. Si espongono i titolari della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, Isernia, in Molise, tra le aziende più antiche del mestiere. Era proprio della fonderia che l'alunno non ancora undicenne della provincia di Treviso, che frequentava la quinta elementare in una scuola paritaria, scriveva nel compito nel quale ha ricevuto un giudizio severo e, come in tanti sostengono, fuori luogo dalla maestra. Vessazioni che non erano isolate ma perpetrate nel tempo e che hanno provocato nel ragazzino un evidente disagio psicofisico esploso il 12 maggio scorso. I titolari della fonderia, leggendo sui giornali la storia, hanno così pensato di invitare l'alunno e tutta la sua classe a visitare la struttura. Sono in molti a sostenere, affermano i titolari, che si sia trattato di un vero e proprio atto di bullismo da parte dell'insegnante, ed è un fatto che ci ha visti indirettamente coinvolti perché la nostra azienda è stata citata dal bambino. Abbiamo così deciso di fare un piccolo gesto simbolico di vicinanza e supporto. Saranno nostri ospiti e potranno vedere con i loro occhi la nostra fabbrica di campane. Un invito che ha l'aria di essere una presa netta di posizione rispetto alle parole usate dalla docente, che nel compito del ragazzino diceva di essere stufa di correggere verifiche scritte con i piedi, piene zeppe di errori ortografici gravi. E sono stati i genitori a rendere pubblico l'accaduto dopo i confronti con il preside della scuola paritaria della Pedemontana. Dopo aver coinvolto i livelli superiori dell'amministrazione scolastica, scrivono infatti i genitori, abbiamo riscontrato un improvviso cambio di atteggiamento da parte della maestra. Nostro figlio è stato reintegrato nella classe dove fino a quel momento veniva escluso durante le ore dalla docente. È stato rimosso il provvedimento punitivo che lo obbligava a restare seduto durante la ricreazione senza poter socializzare né interagire con i compagni, ed è stato riammesso la partecipazione alla recita di fine anno della classe quinta. Dal 20 al 22 giugno Treviso ospiterà D'Acqua, un festival artistico-culturale che celebra il legame tra l'uomo e l'acqua.
Sai che l'acqua di Treviso è buonissima? Talmente buona che abbiamo deciso di celebrarla con un evento di 3 giorni, fatto di musica, arte, cultura, proiezioni, luci e ovviamente acqua. Quindi resta connesso, parte tutto da qua. Dal 20 al 22 giugno Treviso ospiterà un ricco calendario di eventi che celebreranno l'acqua in un festival dal titolo dalla doppia lettura. D'acqua o da qua. Certo, noi partiamo da qua per valorizzare una risorsa, la risorsa idrica, anche perché è detta l'acqua del sindaco peraltro. Però noi siamo partiti da 6 anni, 7 anni con questo tipo di attività. Proiezioni e installazioni artistiche, dei jet dedicati ai suoni e alla musica del mare, tour guidati con performance teatrali, divulgazione tra arte e tecnologia, pulizia del Sili in canoa e a piedi, biciclettata alla scoperta dei luoghi d'acqua, visita ad una villa veneta, realizzazione di un'opera collettiva con i bambini. È un festival di taglio artistico-culturale. L'obiettivo è proprio quello di esplorare l'interconnessione tra l'essere umano e l'acqua. Ed è una risorsa tra l'altro essenziale nella nostra città. Treviso è conosciuta nel mondo come città d'acque e quindi ritenevamo così quasi doveroso, ma in realtà è proprio mosso dal cuore, celebrare questa risorsa. Significativa l'iniziativa che coinvolge bar e ristoranti di Treviso invitati ad offrire gratuitamente acqua pubblica ai clienti che la richiedono. I locali saranno segnalati con un adesivo distintivo e mappati insieme alle fontane nella web app freeacqua.it, creando una rete di punti di accesso all'acqua potabile in città. A noi piacerebbe che entrasse a Treviso quella cultura internazionale in cui ti offrono l'acqua pubblica, l'acqua del Sino cosiddetta, come primo drink, un gesto di accoglienza che dobbiamo reimportare probabilmente alla nostra città. E in una Treviso che vanta il titolo di Città Verde d'Europa 2025 si guarda già avanti. Non finisce qui, perché io mi auguro il prossimo anno di organizzare un festival con la matrice aria e perché no anche uno con la matrice terra, perché sono gli elementi che ci compongono, sempre con lo stesso format, quindi stiamo già lavorando per questo. Siamo ora alle notizie da Belluno e provincia. Una escursionista feltrina di 57 anni è morta ieri dopo essere ruzzolata da un sentiero verso il bivacco Casera Bosque dei Boi sopra Cesio Maggiore. La salma recuperata nella notte dal soccorso alpino. Elena Zannin, 57 anni, di Feltre, è l'ennesima vittima di un incidente in montagna nel Bellunese. La donna è precipitata dal sentiero De Bastiani ruzzolando per diverse decine di metri. Il suo corpo è stato ritrovato nelle scorse ore dagli uomini del soccorso alpino di Feltre, allertati assieme al personale del SUEM e dai familiari della 57enne che dal mattino non l'avevano più vista rientrare dall'escursione annunciata al bivacco Casera Bosque dei Boi sul monte Tre Pietre in comune di Cesio Maggiore. La chiamata al 118 è arrivata qualche minuto dopo le 20. L'auto di Elena Zannin è stata trovata parcheggiata a Cesio Maggiore vicino all'attacco del sentiero. 6 soccorritori sono stati portati in quota dall'elicottero del SUEM e, divisi in 2 gruppi, hanno iniziato a perlustrare la zona scendendo dalle direzioni opposte. Altri 8 volontari del soccorso alpino si sono avvicinati in fuoristrada da una carareccia per poi incamminarsi a piedi, mentre altri 2 sono rimasti al campo base. Alle 22:40 circa una squadra si è imbattuta in un bastoncino a terra in un tratto particolarmente esposto dell'itinerario sopra la chiesetta di Sant'Agapito. Scendendo sulla verticale i soccorritori hanno ritrovato altri oggetti e un centinaio di metri più in basso il corpo senza vita della donna. Avvisati i carabinieri, ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e da lì trasportata ai mezzi dove i soccorritori sono arrivati all'1:30. Elena Zannin faceva la parrucchiera e aveva il suo negozio a Pedavena. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio e commozione nelle comunità di Feltre e di Pedavena. Referendum, fallisce il quorum anche in provincia di Belluno, dove la percentuale dei votanti alle 15 di oggi si è fermata poco sopra il 24%, con punte di oltre il 30% nel capoluogo, a Limana, Ospitale di Cadore, l'exploit del 46,58% a Soverzene. I sì sono arrivati a valanga per i quesiti sul lavoro, oltre l'80%, significativo il risultato del quesito sulla cittadinanza, votato da più del 60% degli elettori. Mezzi e strumentazioni innovative in dotazione alle forze dell'ordine e alla polizia provinciale. Il Fondo Comuni Confinanti finanzia un progetto per 600.000 euro di cui è soggetto attuatore la provincia di Belluno.
Dal forziere del Fondo Comuni Confinanti arriva il finanziamento di 600.000 euro che consentirà dal prossimo settembre di dotare le forze dell'ordine bellunesi e il Corpo di Polizia Provinciale di materiali e mezzi innovativi per il controllo del territorio, veicoli e un sistema di droni di ultima generazione per integrare interventi terrestri e aerei H24. Per Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza una manna dal cielo per offrire il proprio servizio in una provincia orograficamente complessa. Che è il controllo del territorio, il controllo della delinquenza, ma anche l'aiuto a un anziano che magari è su un centro abitato fatto di una persona che si è magari persa andare a funghi, o magari spero anche di vedere un drone con un farmaco che viene portato dal centro sanitario fino al luogo almeno lontano delle terre alte. Il progetto dall'iter fulmineo è stato illustrato a Palazzo Piloni e premia Belluno, che sarà la prima provincia italiana per le dotazioni all'avanguardia che entreranno a pieno titolo nel parco mezzi delle forze dell'ordine. Era il 9 di settembre del 2024 che ho messo per la prima volta attorno a tavolo tutte le forze di polizia e quasi sicuramente il 10-20 di settembre del 2025 vedremo i mezzi in piazza davanti alla prefettura. È una soddisfazione. Una scelta strategica che può impattare positivamente e in maniera incisiva sul futuro del territorio montano. L'uso del drone consente di arrivare dappertutto in maniera anche abbastanza discreta e quindi per il contrasto degli illeciti è molto utile, e per quanto riguarda invece la ricerca a persone disperse diventa uno strumento assolutamente fondamentale, perché rispetto a un elicottero ha un costo indubbiamente inferiore. La provincia è soggetto attuatore del progetto validato dal Ministero dell'Interno. Un'iniziativa molto importante ed un plauso devo fare a tutte le amministrazioni che hanno concorso per questo modo di risultato, quindi il Fondo Comuni Confinanti, la provincia, e quindi è una manifestazione di sicurezza integrata, quindi la piena partecipazione degli enti territoriali per il conseguimento di un obiettivo importante, quello di contrastare ogni forma di criminalità. 20 nuove occasioni per Belluno città splendente, lo slogan scelto per presentare la città nel sito di Carto, il cui scopo è quello di fornire una maggiore conoscenza della città. Il nuovo progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Rosso e si propone di far conoscere i luoghi, simbolo della cultura cittadina, in modo interattivo. I siti sono 120, peccato, sia consentito dirlo, che almeno per il momento trovare online i luoghi censiti e descritti non è esattamente né facile né intuitivo. Il sito Carto è raggiungibile dal portale del Comune di Belluno. È davvero tutto, adesso vi lascio alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.